Con il prefetto di Treviso, la dottoressa Maria Rosaria Laganà, quest'oggi davanti a tanti ragazzi abbiamo ricordato una pagina davvero tragica della storia italiana, ma direi della storia mondiale. Quanto è importante soprattutto adesso continuare in quest'opera di formazione quando le testimonianze dirette verranno sempre meno e quindi i ragazzi non potranno ascoltare dalle persone direttamente coinvolte queste vicende. È una grande responsabilità che poi è quello che appunto questa legge voleva in effetti poi come dire, far nascere nelle generazioni degli adulti rispetto ai giovani. La patina del tempo che passa, l'assottigliarsi di testimoni diretti, il fatto che anche nelle famiglie vengono a mancare quelle figure di riferimento che erano quelle che hanno vissuto quegli eventi, magari non quelli dell'internamento ma insomma sicuramente della guerra e dei fatti storici che hanno preceduto quella tragedia, erano importanti per, come dire, per riflettere, per crearsi anche un'opinione e quindi anche farsi gli anticorpi rispetto a questi fatti, perché non accadano più. Quindi fare memoria, quindi come dire, conoscere bene i fatti e quindi conservare la memoria e al tempo stesso ecco, far capire ai ragazzi quanto è importante non essere indifferenti rispetto a ciò che ci accade e non essere, come dire, tentati dal disimpegno, dal dire ma la cosa non mi riguarda. Anche tanti amministratori della Marca Trevigiana presenti a sostenere i parenti dei deportati, ma soprattutto a mostrare alle nuove generazioni quanto è importante la vicinanza di tutte le istituzioni a questi argomenti. C'è una frase che dice, e credo sia di Primo Levi, ma non vorrei sbagliare, che se non si può cancellare la memoria bisogna far sì che ciò non accada più. Quindi testimoniare quel momento drammatico dei campi di concentramento consente non agli amministratori, che sono parte passiva di questa testimonianza, ma consente agli amministratori di essere presenti e vicini ai propri cittadini, testimoniando la vicinanza della pubblica amministrazione. Scusate il gioco di parole. Con il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, lei questa mattina davanti a tantissimi ragazzi ha utilizzato questi termini, che ciò che è successo, la Shoah, l'Olocausto, è anche frutto di una predicazione sbagliata e di una cattiva teologia che oggi ovviamente si cerca di respingere completamente, perché gli ebrei sono parte della vita dei cristiani, Gesù era ebreo. Sì, certamente, non solo la deriva dell'Occidente di questa avventura, però nasce anche lì, nasce in una predicazione dove abbiamo pensato che il popolo di Israele fosse responsabile per la morte di Cristo e abbiamo vissuto anche in questa convinzione, in questa fede, e il Concilio Vaticano II ci ha insegnato con forza che la Chiesa, quando guarda il suo stesso mistero, ciò che essa stessa è, trova Israele, e noi non possiamo staccarci dal popolo di Israele, da quel popolo di Israele che vive adesso nella storia, e Gesù davvero ebreo per sempre. Abbiamo fatto tanto cammino in questo e abbiamo una responsabilità, un compito di fedeltà addirittura a noi stessi nel contrastare ogni predicazione di odio e di vivere questa comune eredità nella fedeltà a Dio Padre. Con il sindaco di Cison di Valmarino, Cristina Dassoler, che è anche presidente del consorzio BIM Piave Treviso, il contributo del consorzio per questa giornata molto importante per le istituzioni ma soprattutto per i ragazzi. Sì, il Consorzio BIM Piave è felice di aver partecipato e contribuito a questa bellissima iniziativa che ci aiuta a ricordare. Joseph ha detto no. È un personaggio che, come il nostro fondatore, l'onorevole Francesco Fabbri, è tornato dai campi e si è messo a disposizione l'onorevole Fabbri per poter dare un contributo alla collettività anche in merito alla sua esperienza. Quindi mentre Joseph ha lasciato la vita nei campi di concentramento, anzi non c'è arrivato, l'onorevole Fabbri ha avuto l'opportunità di tornare e secondo me l'incredibile forza di dare un esempio e un contributo alla sua comunità. Quindi per il Consorzio BIM un impegno importante in questa giornata per guardare avanti e aiutare le nuove generazioni a non ripetere gli errori del passato.